Pochi istanti alla partenza della prima batteria del Gentleman Master Anna Maria Grassi. Batteria A. C'è un ritirato Fuego Duboulet. Restano quindi 9 i gentleman che si giocheranno quindi questa prima batteria. Lo schieramento: 1 Zeppolin Artongi, 2 Bassù ZS, 3 Brios, 4 Boato di No, 5 Biancaneve SM. In seconda linea 7 Blackfire Horse, 8 Uragano Spritz, 9 Azteca Dimar, 10 Aruba Cup. Pronostico nettissimo per Brios, numero 3 Elena Orlando Villani. Macchina che stacca, partiti con la velocità di Brios, attaccata al largo da Boato di No. Brios però difende la corda e è subito in leader. Boato di No ci prova, poi può forse cercare di accodarsi in seconda posizione e dopo 200 metri esatti Otello Zorzetto riesce a sistemarsi in schiena a Elena Orlando Villani, che comanda con Brios. Indietro vediamo la risalita di Aruba Cup, ancora Bassù ZS in terza posizione, al largo c'è anche Biancaneve SM, 400 se ne sono andati in 29 secco. Aruba Cup va ora ad affiancare Brios, ma se ne vanno intanto 600 metri piuttosto svelti, 44,9, nonostante il ritmo sia diminuito in piegata. Ora in terza ruota si propone Biancaneve SM e Brios deve difendere ancora la posizione dall'attacco simultaneo di Aruba Cup e di Biancaneve SM, che è quello che ha le migliori energie, passa a condurre a 600 dalla conclusione dopo un chilometro in 1:14,7. Cala invece Brios, che va in netta difficoltà a 500 dalla conclusione. In seconda posizione c'è Aruba Cup, poi gli altri che inseguono, vediamo a 400 dal palo in netta evidenza Biancaneve SM con Leonardo Vastano. È in difficoltà anche Aruba Cup, avvicinato da Azteca Dimar. Siamo a 300 dalla conclusione con Azteca Dimar che prova ad andare su Aruba Cup, che a sua volta è in schiena a Biancaneve SM. Ultimi 100 metri di gara con Biancaneve in vantaggio, Aruba Cup in seconda posizione con all'esterno Azteca Dimar. Finale con Biancaneve SM che viene a vincere su Aruba Cup. Terzo posto per il numero 7 Blackfire Horse, che filtra bene all'interno. 1:15,4 il ragguaglio conclusivo, 31,9 a chiudere. Erano tutti un po' stanchi, ma Biancaneve SM e Leonardo Vastano si assicurano questa prima batteria, vincendo piuttosto nettamente con un'azione di forza al passaggio davanti alle tribune in terza ruota. Leonardo Vastano e Biancaneve SM, leader a 600 dall'arrivo per questo allievo di Giuseppe Conticelli della scuderia Gigafarm. Leonardo Vastano si assicura i 10 punti e quindi la scelta del come primo o come secondo per i cavalli della finale.